Benvenuti campioni d'Italia. Se amate il Napoli con tutto il cuore, mettete mi piace al nostro video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Michele Di Bari, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli per parlare dell'organizzazione delle prossime giornate con l'eventuale festa scudetto di venerdì sera e, soprattutto, della postazione del pullman decappottabile, nel caso in cui l'azzurra battesse il tricolore. Abbiamo fatto richiesta, non ci saranno difficoltà, sono state individuate a grandi linee tutte le linee ferroviarie. Possiamo anche estendere fino alle 4 del mattino. Le altre strutture non sono in sciopero e questo ha permesso l'estensione delle linee. Avremo un servizio molto efficiente. Stiamo organizzando diversi eventi. Sui maxi schermi non avremo solo il segnale del secondo tempo, ma potremo vedere anche l'intera partita. Ma la lista dei comuni che riservano uno schermo si allunga. Questo perché dobbiamo evitare un afflusso di persone verso Napoli. L'evento deve essere congestionato per evitare tensioni nell'ordine pubblico e nella sicurezza. L'evento in sé esige responsabilità collettive e individuali. 500 giorni da sindaco? La città di Napoli è accogliente e straordinaria. Si parla poco di bellezza. Essa deriva da 25 secoli di storia che si sono consolidati nel tempo e che hanno accresciuto e arricchito la bellezza di Napoli, creando momenti culturali diversi che nessun'altra città ha. Se immaginiamo cosa è successo a Napoli, tra storia, cultura e architettura, allora credo che dovremmo riflettere, perché il passato ci ha regalato una cartolina, un museo a cielo aperto. Ma Napoli è anche una comunità che è arte nella quotidianità. Napoli è arte nella possibilità di interagire con chiunque. Napoli ha creato non una barriera, ma una relazione diversa che, nell'era dei social, sta riacquistando forza anche altrove. Siamo in un'epoca in cui, nella massima espressività dei social, c'è la massima espressività dell'individualismo che sfoga il suo istinto, senza una struttura di valori, con litigi e, spesso, persino con la morte. Non ci confrontiamo più con gli altri, anche le amicizie sono superficiali. Autobus decappottabile. Dobbiamo procedere per fasi. Stiamo sviluppando un programma con una capacità espansiva. La prima fase è il 23, la seconda, se ce ne sarà una, la annunceremo presto. Poi, forse ce ne sarà anche una terza. Dovrebbe essere una festa per tutti, nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Tutte le organizzazioni responsabili stanno facendo tutto il possibile per organizzare questa notte magica. La magia, invece, si costruisce con i piedi per terra. Ci sono tutti gli elementi favorevoli per affrontare questa gioia con speranza. Mi rendo conto anche che questo è uno dei tanti eventi di Napoli, perché la nostra macchina non si ferma, c'è tanto da fare, ci sono altri dossier. Lascia un like così YouTube potrà avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie per aver continuato. Kvicha Kvaratskhelia ha parlato della finale di Champions League e del suo percorso per arrivarci. Non avrei mai immaginato di arrivare fin qui così in fretta. Sono felice di essere qui e di giocare questa finale. È un sogno. Da Tbilisi a qui è stato un lungo viaggio. Ci sono stati momenti difficili, ma li ho superati, e nella carriera di qualsiasi calciatore è molto importante superare questi momenti. Porterò sempre la Georgia con me e sono orgogliosa di essere georgiana. Voglio aiutare il mio paese. È difficile per un calciatore georgiano giocare in un campionato importante. Sei uno dei pochi ad aver giocato molto contro l'Inter. Sei pronto ad aiutare Luis Enrique? Non credo che il mio aiuto sia necessario. Luis Enrique e il suo staff tecnico guardano le partite e sono più bravi di me. Ma so quanto è forte l'Inter e se avranno bisogno del mio aiuto sarò disponibile. È vero che guardi le partite del Napoli con Fabian Ruiz? Sì, li ho visti, insieme a Gigio. Amiamo tutti il Napoli. Penso che vinceranno lo scudetto e sarà una festa meritata per i napoletani. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Siete d'accordo con loro? O no? Lasciate i vostri commenti sul video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!